Inc. 12 di aprile, domenica in albis, detta così. Albis erano le bianche, si intendeva veste, albis depositis, le vesti deposte dai neobattezzati che avevano ricevuto il battesimo nella veglia pasquale, quindi la seconda domenica di Pasqua, nell'ottava di Pasqua, quindi grande festa che liturgicamente per la Chiesa dura 8 giorni. Ieri c'è stata anche la grande preghiera, il rosario del Papa per la pace, tanti motivi di riflessione avremmo, ma perché inquadro la chiesa di Sant'Ambrogio, la chiesa di Sant'Ambroise a Cassinamata? Perché nell'ottava di Pasqua la chiesa di Milano ricorda il transito di Sant'Ambrogio, in particolare il giovedì dopo Pasqua, perché in realtà Sant'Ambroise è morta all'alba del Sabbat Santo. Tra l'altro nel 397, quando Sant'Ambrogio morì, il sabato santo era proprio come quest'anno il 4 aprile, quindi il 5 era Pasqua, e dunque il giovedì 9, quando vi furono i suoi funerali, è coinciso anche quest'anno con questo ricordo liturgico del transito di Sant'Ambrogio, appunto. E quindi le celebrazioni sono state particolarmente solenni laddove la chiesa è dedicata a Sant'Ambrogio, come in questo caso, e quindi c'è stata una concelebrazione con i sacerdoti attuali, a partire dal parroco Don Fabio Riva, però presieduto Don Giorgio Fantoni, che fu qui coadiutore. Abbiamo rivisto Don Patrizio Cicero, abbiamo rivisto Don Andrea Sangalli, poi ripeto con i preti attualmente presenti e altri. Questa celebrazione appunto ha voluto sottolineare l'importanza di queste ricorrenze. Tutti sappiamo che Sant'Ambrogio si festeggia il 7 dicembre, che è la festa del patron de Milan, della diocesi di Milano, della città di Milano, e anche della nostra città. Padre Milano fa da patrono agli effetti civili, però ecco, in particolare questa ricorrenza lo ricorda non tanto nella festa dell'elezione a vescovo, che è il 7 di dicembre, quanto appunto della sua morte, quindi della nascita alla vita eterna. Caro Sant'Ambroise, demonu già da chi a sto monte, Ambrogio che fu, prima di essere santo fu anche politico, fu governatore. Ciao a tutti, stii bene, mi raccomando, ciao.